La mostra che presentiamo in questo momento è una mostra non soltanto archeologica, è una mostra che ha una doppia valenza, quella dei grandi padri autori di un fenomeno culturale straordinario come il megalitismo e quella della spiritualità dei sardi, che ai megaliti logicamente sono legati. In questo modo si è riusciti a ricercare quelli che sono gli elementi comuni alle varie anime del Consorzio di Saver dei Doca. Abbiamo provato a estrapolare quelli che sono i simboli, diciamo, della civiltà dei sardi in ciascuno di questi paesi e a riprodurli attraverso delle immagini abbastanza particolari, molto affascinanti, molto ricercate, talvolta anche forzate, che comunque danno un senso compiuto a questa che è appunto un'idea, diciamo così, un inizio di un qualcosa che potrebbe diventare veramente importante domani. La mostra è una mostra su supporti tradizionali, come vedete, su pannelli, ed è supportata da uno strumento multimediale plurilingue che consente anche una fruizione a distanza. Nasce infatti questo programma per essere poi domani fruito anche attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione e mezzi di comunicazione oggi attuali, come può essere internet o come potrebbe essere anche la scelta di un social network. Tutto questo crea le basi per pensare a una valorizzazione nuova del territorio, perché no, proprio anche partecipata. Credo tantissimo a questa opportunità e credo che il messaggio che debba uscire da questo luogo il 7 di marzo sia proprio questo, cioè di un territorio che rivendica appunto la sua centralità culturale.